Queste sono due facce sorridenti. Questa è una terza faccia sorridente e questa è la ragione per cui ci sono tre facce sorridenti. La mortadella che nasce in provincia di Rovigo, dalle mani di questi signori, di questi amici, Enrico e Francesco. Oggi sono tornato a Villanova del Debbo, in provincia di Rovigo, perché ho voluto rivedere un amico, un ragazzo che avevo voluto conoscere qualche anno fa, Enrico. L'avevo conosciuto perché mi aveva colpito la sua intraprendenza. Lui infatti è quello che produce lo speck rodigino, fatto con tutti i crismi che questa particolarissima produzione richiede, partendo dai suoi maiali allevati allo stato semibrado. Ma oggi sono tornato qui per due ragioni e la prima è proprio la mortadella, che è un insaccato erroneamente considerato un insaccato secondario, perché in realtà le origini di questo prodotto sono estremamente nobili. Enrico e il suo staff lo confezionano con una grande artigianalità, come tra poco vedrete, partendo dalla selezione accurata della materia prima che è fatta in casa. Queste sono spalla e pancetta, gli ingredienti per la nostra mortadella. E come nasce poi? Come si fa? Praticamente vengono macinate e li facciamo prima iniziamo con la battitura del prodotto a 0 gradi intera. Viene fatta una macinatura, una volta macinata passa nella nostra impastatrice. Nel frattempo abbiamo preparato anche il lardello. Fatto come? Con lardo di schiena del nostro maiale, gli aggiungiamo, per dargli un tocco in più, il guanciale, in modo che la mortadella prenda un gusto particolare. Il lardo che diventa lardello quindi viene tagliato, cubettato, e lo facciamo fargli un passaggio nel forno a vapore, in modo che vada a mollare un po' i grassi, quelli che ci sono attorno a questo prodotto, e poi passa all'interno della nostra impastatrice. Insieme alla carne viene tutto amalgamato, tutto viene amalgamato con aromi naturali, e gli viene aggiunto del pepe in grano grosso, e una volta fatto quel passaggio lì va tutto nella nostra insaccatrice, dove con un budello naturale, quindi di vescica, viene insaccato e lo mettiamo al forno a cucinare. Per quanto tempo? Solitamente si va con data un po', diciamo, dalla pezzatura della mortadella. Stiamo facendo le mortadelle che mediamente sono intorno ai 14-15 kg di peso, quindi vanno in forno per quasi tutta la notte solitamente. Se 80 gradi, 85, con arrivare al cuore a 70 gradi, quindi solitamente si va intorno alle 12-13 ore di cottura. È un prodotto totalmente artigianale, come lo fate voi. Certo, prodotto completamente artigianale, anche per dare completezza a quello che è tutta la nostra filiera. Quindi si lavora totalmente a mano, con prodotti di questa terra. Esatto, suini completamente solamente nostri. Il pepe lo andiamo a prendere valorizzando il territorio, vogliamo andare a prendere anche quello che è il pepe in un laboratorio che viene lavorato e confezionato su Rovigo, quindi vogliamo dare un tocco in più al nostro prodotto, anche perché abbiamo un maiale allevato in modo naturale e vogliamo creare sempre più un prodotto naturale. La seconda ragione che mi ha spinto a tornare qui e che ho scoperto solo pochi giorni fa è che a breve, il 7 dicembre, Enrico e il suo staff festeggeranno i 10 anni di attività.
Ora, se pensate che Enrico ha 32 anni, capirete che quando iniziò ne aveva 22, quindi era poco più di un ragazzo, ma decise ugualmente di portare avanti la tradizione di famiglia, iniziata ben 3 generazioni prima di lui. Ma lui comunque, nel portarla avanti, ha voluto giustamente metterci del suo. Gli ho detto dello speck, in un'altra occasione mi ha fatto assaggiare il pulled pork, prodotto sempre con i maiali allevati in azienda, e ora è arrivata la mozzarella. Un percorso anche bellissimo, secondo me, di crescita, come tra poco sentirete, ma anche di rispetto di alcuni valori fondamentali. Uno, primo di tutti, il rispetto e l'amore per la propria terra, espresso in vari modi, anche con altri prodotti. In 10 anni cosa è cambiato, Enrico? È cambiato un po' anche, siamo partiti con una piccola visione e adesso abbiamo creato un'azienda che comunque ha una produzione, ha un controllo totale su tutta la filiera e arriva a prodursi praticamente il 99% dei propri prodotti. Siete anche cresciuti come organico? Sì, siamo cresciuti come un organico, siamo partiti da io e mia mamma e adesso abbiamo circa un organico di 8-9 persone, quindi è un bello organico e noi ne siamo orgogliosi. Cosa vuol dire per te essere arrivato a questo traguardo a 32 anni? Cioè non è che ne hai 50, che ne hai 32. Ma arrivati non siamo mai arrivati, è un inizio, diciamo che i 10 anni sono l'inizio di un nuovo percorso, quindi Che ti porterà dove? Quali sono i tuoi sogni? ma si vedrà, io non mi prolungo più di tanto, si vedrà più avanti i programmi. Cosa c'è in questi scaffali? In questi scaffali troviamo dei prodotti del nostro territorio che servono per valorizzare il Polesine. In maniera particolare troviamo la pasta prodotta con il nostro grano che poi viene trasformato, sempre su imprese locali, e le nostre patatine prodotte con il mais di nostra produzione. Addirittura. E lì invece? Qui troviamo delle confetture sempre fatte con ortaggi e verdure della nostra terra, che poi vengono trasformate in imprese del territorio e invasettate. Quanto è apprezzato questo sforzo? Questo sforzo ne vale molto la pena perché sono prodotti molto particolari che non troviamo negli altri supermercati. E poi c'è anche un altro Enrico, non soltanto un Enrico produttore, c'è anche un Enrico che si dà da fare nel volontariato. Altra cosa che mi ha colpito, perché lui, pensate, è presidente di Confagricoltura Giovani per la provincia di Rovigo, è consigliere comunale nel suo paese, Villanova del Ghebbo. Insieme alla sua famiglia e alla sua azienda sostengono diverse attività sportive e la stessa azienda qui viene aperta per ospitare eventi, soprattutto festosi, vi lascio immaginare. Insomma, in questi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo ed esprimere una personalità che secondo me gli fa davvero onore. È scattata la voglia di mettersi in gioco e avendo un'azienda che è 10 anni che comunque è nel territorio, la voglia anche di fare un po' da apripista per i giovani e iniziare a dare un po' l'esempio su quelle che possono essere le svariate attività all'interno di un'azienda, quindi non solo all'interno diciamo, della classica azienda agricola che si fa a campagna oppure allevamento, ma iniziare ad avere una diversificazione all'interno delle aziende. Perché ci credi tu, Enrico? Perché il nostro territorio dobbiamo saperlo valorizzare e secondo me crederci è una cosa essenziale. Ho dei bravissimi collaboratori all'interno dell'azienda che mi supportano e mi aiutano nella gestione di tutte queste attività. E ho la mamma e papà che io ho sempre al mio fianco, quindi se per ogni cosa comunque posso contare sul loro aiuto e soprattutto l'organizzazione aziendale e riesci a fare conciliare tutti gli impegni. La mortadella è l'insaccato delle 11 perché è l'ora in cui io mi innamoro di Sara, anche se adesso vuol dire vieni Sara, perché alle 11 quando c'è il buco nello stomaco è il panozzo con la mortadella, ci vuole e lo potrete assaggiare anche voi in occasione di questo anniversario, vero? Certo, per il 7 di dicembre abbiamo in programma il buffet alla Corte dei Sapori Mm. a Villanova del Ghebbo, e dove ci sarà dalle ore 10 risotto,
panini con la mortadella, panini con la porchetta, tutto a disposizione per assaggiare. Vuoi festeggiare Per l'anniversario? festeggiare. Ogni anno farò l'anniversario, sai? Mi raccomando. Oh, Villanova del Ghebbo, non Sant'Elena, perché questo, scusate colpa di Sara, questo è il nuovo punto vendita di Sant'Elena, provincia di Padova, vicino ad est, vero? Esatto. Altro passaggio che ha fatto questo ragazzo. Ragazzi, grazie, scusate se... Che scusate, mai oh. Vabbè. Ci vediamo alla festa. Grazie Sara. Sì, niente panini. Non, neanche... Cioè, ma veramente, guarda, dai panini.